Noi restiamo in quello che era l'ordinanza l'anno scorso, cioè se siamo in zona verde, quindi la qualità dell'aria è discreta, noi li permettiamo. Panevin possibili solo in fascia verde, la linea di Casugana per i falò dell'Epifania è quella del rispetto dell'ordinanza anti-smog, salvare la tradizione ma salvaguardare l'ambiente. Se le PM10 fossero in fascia rossa o arancione scatterà il divieto come lo scorso anno. Ad annunciarlo oggi in diretta nel giorno della Domenica Ecologica il vice sindaco di Treviso e assessore all'ambiente Alessandro Manera. Purtroppo per gli organizzatori, come sempre, arriverà sotto data il disco Sì. verde. Le pire potranno essere autorizzate soltanto 48 ore prima dell'evento, dunque il 3 o il 4 gennaio. Buoni per ora i dati sugli sforamenti dei livelli di PM10 registrati da ARPAV. Abbiamo più sforamenti, ma la concentrazione media di ciò che respiriamo è molto migliorata. Con il 110, gli interventi fortissimi sulle caldaie, le case che sono molto coibentate in maniera migliore, perché abbiamo tutti cambiato le finestre, quindi la qualità dell'aria sta migliorando. Prossima giornata ecologica, mercoledì 1 gennaio, appuntamento anche questo promosso dalla Regione del Veneto nell'ambito delle misure di contenimento delle polveri sottili e della sensibilizzazione all'utilizzo di mezzi alternativi alle auto e ad emissioni zero. Le modifiche alla viabilità riguarderanno la zona dentro mura, circolazione delle auto vietata dalle ore 9 alle ore 18. Dove è possibile, dove il tempo lo concede, dove non devo fare acquisti così pesanti, utilizziamo la bicicletta e vedrete che ne guadagniamo in salute.